Non sono le code di Natale dopo la Befana, ma vedere aumentare le richieste di tampone in modalità drive-in del 20% non è un bel segno. E quello che allarma ancora di più la ASL 2 Marca Trevigiana è l'incremento dei tamponi positivi in relazione agli accessi. Se partiamo per esempio dal dato di ieri, mercoledì avevamo avuto 135 positività ai tamponi antigenici da confermare ovviamente col molecolare, quindi c'è un incremento importante, diciamo, di positivi oltre che di accessi. Se da inizio febbraio gli accessi al Covid Point di Treviso e negli altri punti tampone allestiti nel territorio erano drasticamente diminuiti, tanto che l'azienda sanitaria 2 settimane fa aveva deciso di sospendere il servizio nei punti di Castelfranco, Dosson di Casiere e Vittorio Veneto, oltre a quello notturno in Dogana, ora cambia decisamente lo scenario. Se la richiesta dei tamponi dovesse ancora aumentare, l'ASL 2 è pronta a potenziare il servizio e a riaprire i punti momentaneamente chiusi. Per alcuni esperti è da ipotizzare sia in arrivo la terza ondata pandemica, anche per la presenza delle varianti del virus molto più contagiose. La variante inglese che abbiamo individuato nelle nostre zone fin dai primi di dicembre sicuramente dà una maggiore contagiosità e tutto questo può spiegare questo incremento, diciamo, no? Speriamo che la terza ondata si fermi, diciamo, con numeri accettabili, gestibili, e tutto questo secondo me è legato anche al numero di vaccini che riusciremo a somministrare.